Nel 2001 la maggioranza dei sindaci e l'ATO ha fatto un appalto privato, non l'ho fatto io, quindi oggi non voglio dire fare demagogia che bisogna tornare all'acqua pubblica. Se si andrà a risoluzione, fammi parlare a me, ma non lo parlo io, se si andrà a risoluzione del contratto si valuterà se fare anche, come dice qualche sindaco, una società pubblica. È stata fatta una gara dove il secondo è stato estromesso perché la CEA ha detto sulla gara che faceva più investimenti, quindi è stato escluso. Di fatto però la CEA non ha fatto investimenti. Per quanto riguarda la convocazione di richiesta da voi della consulta, la consulta su questi atti si è espressa, ha votato 4 sindaci, con il presidente ha votato a favore di questi atti, quindi al momento io non devo convocare la consulta su questo atto. Per quanto riguarda il parere, e purtroppo mi meraviglia ancora una volta che sei anche avvocato, la STO ha detto quello che prevede il regolamento. La STO dice, e ti leggo l'ultimo pezzo, Stefano, mi devi far parlare. Fallo dire a loro. Scusa. Fallo dire a loro. Oh. Ce l'hai qui, fallo dire a loro. Devi stare tranquillo. Questo è un atto firmato agli atti, mandato a tutti i sindaci, è pubblicato e mandato agli organi governativi, dove dice la parte finale: per quanto concerne il mandato alla STO, che procede alla contestazione puntuale al gestore dettagliata al gestore dei rendimenti a fini di avvio del procedimento per la riduzione di danno, ritiene necessaria l'integrazione dell'atto di ciò che deve essere fatto con l'assistenza delegale. La STO che dice per andare alla risoluzione non è che ci possiamo andare così. Tutte le contestazioni investite sono state già contestate dalla CEA, non soltanto dalla STO. Quindi la STO dice: se si vota la risoluzione bisogna preparare degli atti legali di contestazione dalla CEA, dare i tempi che prevede la legge per le contestazioni e poi decidere la risoluzione. Il problema è che tu pubblicamente dici che vuoi la risoluzione e poi non la vuoi. Questo è il problema. Questo è il problema di fondo. Caro sindaco Cinelli, tu pratichi bene e l'altro di male, anche perché se vi andate a vedere gli atti, nella consulta 2008 non l'ho qua, lo stesso Vivoli, mi sembra, consulta 2008, quando c'è una segreteria, dice che bisogna andare a risoluzione del parco iniziale, il procedimento e tutto. Allora, oggi già i sindaci hanno la possibilità di iniziare questo procedimento, non di risolvere il contratto. Quindi questo è il mandato che deve avere i sindaci, non scaricare a terzi la responsabilità. No, la risoluzione, ti sto chiedendo un po', nulla vieta che domani possa decidere in virtù di un'assemblea che non decide, che fugge, perché di fatto abbiamo sindaci che non si assumono la responsabilità né in un verso né in un altro. Caro Cinelli, ti ho detto pubblicamente, se vuoi convalidare la transazione, se vuoi convalidare la transazione, oggi la tariffa della transazione, gli altri stanno qua, è 1,42. Quindi se vuoi avere il coraggio di fare un atto diverso da quello che ha presentato il Presidente della Consulta, fate anche l'approvazione dell'aumento, tanto chi vota, vi ribadisco ancora una volta, e vi dovete assumere le responsabilità in un senso e in un altro, è l'Assemblea dei Sindaci. E la responsabilità della risoluzione allora non c'è, ribadisco ancora una volta, è un procedimento di inizio legislatore contestando alla CEA per 7 punti precisi che deve dare delle risposte chiare. Okay?